Cari amici, non è che non ne abbiamo mai parlato, ne abbiamo parlato spesso, però, e quante volte lo dobbiamo dire, siamo assolutamente inadatti ad accogliere le persone. Certo, siamo inadatti perché, dai, ma ti pare che in provincia di Treviso non gli facciamo trovare la TV satellitare? Giustamente si arrabbiano, giustamente si rivoltano, giustamente sfasciano tutto. Non possono vedere la Coppa d'Africa. Scusate, ma vi rendete conto? Con tutti i soldi che spende lo Stato per mantenere fisicamente, economicamente, mantenere sta gente, noi non gli abbiamo dato nemmeno un piccolo televisore al plasma 60 pollici con la Pay TV. Io quello che volevo far notare adesso, ecco, padroni a casa nostra, immigrati in rivolta, vogliamo la Pay TV, l'ultima parola qui è accontentati. Ora mi domando, quanti di voi, se si mettono in piazza e cominciano a urlare che non hanno la Pay TV a casa, arriva un'associazione e gli dice: ma che problema c'è, tesoro di mamma? Te la do io la Pay TV. Sei scuro di pelle? Allora sì. Sei comunque estraneo a questo contesto? Allora sì. No, guardi, io sono un operaio, vivo a Treviso. No, no, tu te la devi comprare se vuoi. Ecco, questo è il rapporto conflittuale che, grazie alla uterinità della politica di questo Stato, grazie alla isteria della politica di questo Stato, grazie anche al magna magna che c'è stato sulla politica dell'accoglienza in questo Stato, siamo arrivati a contestare anche una cosa normale, che è: se manca un pezzo di pane a te, io spezzo il mio e te lo do. Certo, ma quando la mia metà di pane, invece di finire in bocca al poveretto, come è successo a Ponzano, finisce nei migliori ristoranti venduto, e beh, allora il cittadino giustamente si arrabbia. Non sono gli immigrati che ci rendono così disperati nei loro confronti, sono quelli che gestiscono gli immigrati che ci rendono così disperati. Soltanto dobbiamo aggiustare il tiro, dobbiamo colpire non solo gli immigrati che, poveretti, non hanno nessun torto e nessun motivo per essere colpiti, quelli normali e non i terroristi, ma dobbiamo colpire quelli che sfruttano tutto questo, e sono tanti, ormai è chiaro.